2023 da record per Solidarietà Veneto. La consueta assemblea dei soci del Fondo Pensione Regionale ha evidenziato la forte crescita delle contribuzioni e gli ottimi rendimenti, confermandosi come la forma di previdenza largamente più diffusa in Veneto. Ma è stato anche un anno molto buono per quanto riguarda la gestione previdenziale, con una crescita in termini di iscritti che non ha avuto precedenti simili in passato, e anche quindi un aumento delle contribuzioni di proporzionale andamento, tanto che appunto l'incremento complessivo del patrimonio da un anno all'altro, circa 300 milioni di euro, è il più elevato di sempre per il Fondo Solidarietà Veneto, che si attesta così a un valore tutt'oggi di patrimonio gestito attorno ai 2 miliardi e 200 milioni, con circa 150 mila associati. Oltre 7.500 i nuovi iscritti nel 2023. Significa che sta aumentando la consapevolezza delle persone rispetto alla previdenza complementare, soprattutto da parte dei più giovani, perché il 50% dei nuovi iscritti riguarda proprio giovani con meno fino a 35 anni, quindi è un grande risultato. Un quadro decisamente positivo, con anche alcune novità che caratterizzano il fondo. Che abbiamo la possibilità di iscrivere i soggetti fiscalmente a carico. Quindi attualmente abbiamo 4.700 persone, dei giovani, che sono fiscalmente a carico e che il lavoratore ha deciso di aprire una posizione previdenziale, quindi pensando al futuro anche dei propri figli. Quindi un concetto di solidarietà e di previdenza complementare che va al di là del se stesso, ma inizia a pensare ai propri familiari. Significa ragionare anche in termini di collettività, visto appunto il tema della demografia, il tema demografico, qualcuno lo chiama inverno o addirittura glaciazione demografica. L'altra cosa che bisogna tenere presente è che le persone vivono più a lungo e quindi c'è uno spostamento di un'età di chi fortunatamente può godere la pensione per più anni. Impegno costante nel territorio, informazione, consulenza previdenziale, una mission quotidiana per Solidarietà Veneto. Il messaggio che mi sento di mandare a tutti gli iscritti e risparmiatori veneti è quello dell'accortezza, quindi di riflettere sempre sul fatto che la previdenza complementare è un investimento a lungo termine, non lo si misura da un anno all'altro ed è bene agire sempre avendo l'obiettivo finale in testa, il benessere quando si arriva alla pensione.